Ustionati e trasportati in ambulanza a Padova due magrebini di 30 e 24 anni detenuti presso la casa circondariale Baldenic di Belluno. Ancora da ricostruire quanto accaduto. Il fuoco è divampato in una cella. Non si sa se sia stato appiccato per una forma di autolesionismo o solo per una qualche protesta messa in essere danneggiando gli arredi, innescando però una situazione poi sfuggita di mano. Sta di fatto che entrambi gli uomini, che erano reclusi nella cella, hanno subito gravi ustioni. Sono usciti dal carcere in ambulanza e portati in ospedale a Belluno. Il più giovane è stato quindi immediatamente trasferito per primo verso il nosocomio patavino. A salvare i due, che sono ospiti non affatto occasionali del Baldenic, l'immediato intervento degli agenti della polizia penitenziaria. All'interno del carcere è stata attivata un'indagine interna, tenendo presente che la struttura, tra le tante difficoltà a suo tempo fatte presenti anche in occasione della visita del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, ha quella di avere ancora un vertice provvisorio, visto che la direttrice è presente solo 2 giorni alla settimana, in quanto la sua sede principale di lavoro è il carcere di Udine.